La mostra è nella sostanza è uno specchio di questa città, è uno specchio dei suoi cittadini, è uno specchio non soltanto di quelli che hanno fatto effettivamente la Naja, è uno specchio di tutti noi. È la memoria, è l'essere alpino. Le foto portano i ricordi, i cori le cantano. Quindi è la storia della guerra, perché gli alpini coi canti e dalla parte della guerra si facevano coraggio per affrontare le difficoltà. Oggi sono i ricordi e sono la serenità degli alpini che per il futuro che ricordi questo. Quasi 500.000 alpini con oltre 130 milioni di fatturato stimato significa una grande opportunità per questo territorio. Però devo dire che questa non è solo una festa che ha questa valenza, ha una valenza etica, culturale, anche religiosa, perché se pensiamo alla preghiera dell'alpino capiamo anche l'identità degli alpini collegata a questa terra, la terra del Piave, che ci rende tutti orgogliosi e che ci dà la possibilità di far conoscere in Italia e all'estero anche le potenzialità di questo territorio.